visto che abbiamo parlato in una precedente trasmissione della storia di Cavazzo, tracciamo ora un quadro del patrimonio artistico di Cavazzo. Un patrimonio artistico che, come avevamo accennato nella trasmissione precedente, era già conosciuto nel Settecento. Il Grassi citava appunto una pieve di Cavazzo, anzi la pieve di Santo Stefano, come una delle più ricche per opere d'arte della patria del Friuli. Un patrimonio artistico che nel tempo si era andato sempre accrescendo e che, nonostante l'incuria dei tempi e degli uomini, rimane ancora a testimoniare la ricchezza di queste testimonianze. Si può parlare di prime documentazioni importanti con la pala della Malteo, già attribuita al Pordenone sin dal Settecento, la pala della Malteo che era collocata nell'altare centrale dell'antica pieve di Santo Stefano, pala che ci fa cogliere come la devozionalità popolare del tempo si rivolgesse anche a artisti di un certo rilievo, come poteva essere l'Amalteo, che appunto, oltre a essere discepolo, era anche genero del più celebre Pordenone. L'Amalteo in quegli anni, infatti, lavorava qui vicino, aveva lavorato a Gemona, aveva lavorato a Tolmezzo per la chiesa di Santa Caterina e quindi è più che plausibile abbia lavorato a Santo Stefano di Pescara. Testimonianze del secolo XVI non ne sono rimaste molte, anche se sempre il Grassi, nel suo libro, cita Pale del Veronese. Si sa che alla fine dell'Ottocento furono vendute alcune opere d'arte, ma con certezza appunto non si potrebbero attribuire queste al Veronese, forse un po' con il beneficio di inventario. Bisogna arrivare al secolo successivo per trovare altri esempi estremamente interessanti che vanno dalla pittura popolare del Gortanutti, qui abbiamo due pale quasi certamente ascrivibili a questo autore, che si trovano nei pagliotti della chiesa di Cavazzo, di San Rocco, e una pala centrale estremamente interessante e forse più antica, ma di un pittore friulano, ritengo, estremamente piacevole e anche qualitativamente notevole in rapporto alla produzione artistica del tempo. Del Settecento ci sono, per quanto riguarda sempre le opere pittoriche, ci sono svariate testimonianze che vanno da alcune pale che si trovano negli altari in corno epistole, in corno evangeli, sempre la chiesa di San Rocco di Cavazzo, a altri esempi più ragguardevoli, quali la piccola pala della Resurrezione della chiesa parrocchiale di Cavazzo attribuita a Pierantonio Novelli, ma forse di una mano ancora più felice, a mio avviso, del Novelli. Questa è stata ed è solamente un'attribuzione appunto a Novelli. Successivamente un'opera molto importante, molto interessante, che qualifica la pieve cavazzina di San Daniele è la pala, fortunosamente da me scoperta, di Domenico Tintoretto, che si trova appunto attualmente restaurata nella stessa chiesa. Una pala che ha una provenienza un po' avventurosa. Infatti era collocata nella grande chiesa veneziana di San Daniele di Castello. Le guide veneziane dei primi del Seicento e di tutto il Settecento e gli stessi inventari dello Zanetti la danno appunto a Domenico Tintoretto e è citata come una delle più ragguardevoli testimonianze della chiesa veneziana di San Daniele di Castello stessa.
Questa chiesa era un grandioso edificio a 3 navate con annesso il grande monastero di San Daniele, delle monache di San Daniele, che appartenevano alle più cospicue famiglie veneziane. La chiesa e il monastero fu soppresso nel 1807 e di conseguenza nel 1839, 38-39 venne demolita la stessa chiesa. I colonnati centrali della navata maggiore furono usati per fare gradini ripiani marmorei della chiesa di San Donà di Piave. Molte opere d'arte andarono disperse e di 150 dipinti, l'Edwards, che era quello che aveva catalogato le opere d'arte di questa chiesa, egli stesso ne aveva scelte 7 da collocarsi alle gallerie veneziane, questa nuova istituzione appunto voluta da Napoleone, la costituzione di queste gallerie di belle arti dove soprattutto si conservavano opere d'arte provenienti le più preziose dalle chiese soppresse. Però questa pala rimase invece in deposito, anche se prescelta come tra le più belle ed enumerata, rimase in deposito fino al 1839, dal 1807, e nel 1839 un pievano di Cavazzo, richiedendola per collocarla idoneamente in un altare, anch'esso appena acquistato a Venezia, durante appunto questo momento delle soppressioni napoleoniche ci sono migliaia di dipinti che prendono le strade delle più svariate e anche moltissimi degli altari più preziosi delle chiese veneziane finirono appunto del territorio veneto e molti di questi in Friuli. Uno di questi, molto prezioso per marmi, è appunto l'altare stesso dove è collocata questa pala di Domenico Tintoretto. La scoperta è stata abbastanza interessante perché è avvenuta grazie al terremoto, in effetti, in concomitanza del terremoto, e grazie al terremoto infatti l'umidità che filtrava dietro l'altare ha permesso lo scollamento della tela di rifodero e nello scollamento compariva una numerazione numero 1 San Daniel de Castello, che era la numerazione e l'iscrizione che aveva fatto nel 1807 l'Edwards per consegnarla alle gallerie dell'Accademia. Quindi da qui appunto è nata anche tutta questa ricerca d'archivio che ha portato a questa nuova scoperta. In effetti in Friuli è l'unica opera certamente ascrivibile a Domenico Tintoretto e senz'altro la più bella. Altre opere d'arte che si trovano appunto nella chiesa parrocchiale di Cavazzo, abbiamo una tela del Buzzi, che è un pittore sandanielese degli inizi del Settecento, un'altra tela sempre del Buzzi, che si trovava nella chiesa di San Rocco, ora è appena è stata restaurata, e abbiamo 3 affreschi che si trovano appunto sul soffitto, abbastanza interessanti, di non eccelsa qualità, di un tiepolesco provinciale, datati 1798, e sono di Carlo Boldi, un tarcentino che appunto si firma. Oltretutto questo Carlo Boldi aveva dipinto ad affresco molte chiese friulane e comunque sono estremamente gradevoli, nell'insieme danno una certa ariosità e anche una certa nobiltà a tutto l'edificio. Un edificio probabilmente, quello della chiesa di San Daniele di Cavazzo, progettato da Domenico Schiavi. Infatti c'è la sua tradizionale impostazione, un'impostazione abbastanza caratteristica legata alla tematica veneta dell'architettura appunto tardo-barocca, un'architettura tardo-barocca sempre mediata dalla tradizione palladiana a cui anche Domenico Schiavi appunto guarda. Lo stesso probabilmente aveva ristrutturato più che eretto, perché l'antica chiesa del plebaniale di Santo Stefano di Cesclans era stata eretta da Simone da Mena nel 400 e la stessa appunto era stata ristrutturata secondo queste nuove tematiche tardo-barocche, anzi un tardo-barocco già mediato da influssi neoclassici e
sono, diciamo, gli esempi questi più ragguardevoli dell'architettura settecentesca nel territorio cavazzino. Altre opere d'arte interessanti che qui si conservano sono una pala, probabilmente del figlio del Carnio, che si trova a Mena, che è una frazione appunto di Cavazzo, chiusa in un ricco altare barocco legato alla tradizione dell'intaglio tardo seicentesco. E altri altari, sempre del tardo Seicento o degli inizi forse del Settecento, si conservano, o almeno si conservavano, nella chiesa di San Rocco di Cavazzo. Quello maggiore, estremamente interessante anche per la sua struttura, è stato appena restaurato ed è un altare che è composto appunto da, dal tradizionale, dalla tradizionale struttura con due grandi sportelli laterali, una specie di grande trittico fisso ed è abbastanza insolita come impostazione. Purtroppo era stato molto deteriorato nel tempo e i colori originali e la doratura originale appunto era scomparsa, quindi i colori che anche appariranno dopo il restauro sono colori, ritengo, dei primi anni dell'Ottocento. Altri due rappresentavano, altri due altari, quelli del corno Evangeli e del corno Epistole, rappresentavano invece un tassello abbastanza interessante dell'altaristica carnica tardo-barocca. Erano quegli altari legati a quel virtuosismo abbastanza tipico di quegli anni, dove si creavano appunto queste colonne vuote costituite da viluppi fitomorfi di foglie, di fogliami, che davano appunto un'immagine estremamente sfarzosa e che poteva colpire appunto per questo virtuosismo legato anche a certa tradizione oltralpina. Successivamente il secolo XIX non offre in effetti un campionario di interventi ragguardevoli, anzi generalmente si avverte come anche la qualità artistica sia estremamente scaduta. La stessa serie di ritratti dei Pievani che si conservava e si conserva tuttora nella sacrestia della chiesa di Cavazzo testimonia come il secolo, anche nel secolo XIX pure la ritrattistica sia estremamente scadente. Infatti ce n'è tre del Settecento estremamente interessanti, uno che raffigura il barone Gaspero Calice, pieveano di Cavazzo della fine del Seicento, agli inizi del Settecento, uno che raffigura un Billiani de Sublaci, ossia di Son Plago, e uno che raffigura un altro pievano Job del Settecento, sono tutti e tre eseguiti da una mano che onestamente conosceva le tecniche pittoriche con una certa competenza. L'Ottocento invece si avverte appunto questo degrado anche artistico e non solo culturale, evidentemente, e anche gli interventi che vengono fatti sono interventi di non grande portata e interventi che soprattutto servono a integrare delle lacune o delle deficienze che si erano verificate negli interventi precedenti, ma non troviamo né a livello pittorico né a livello architettonico niente di ragguardevole.